Rieccoci l'appuntamento al martedì, l'ultima parte con Sindaco Risponde. Abbiamo delle telefonate, abbiamo messaggi, abbiamo tante, ovviamente, perché dopo le 20 ovviamente aumentano i nostri telespettatori che avranno fatto delle richieste al Sindaco. Prima della telefonata però le faccio il ragionamento che avevo fatto. Bene che ritorna a Carnevale, una tiratina d'orecchie all'amministrazione, visto che la provincia di Padova e tutti hanno fatto l'Epifania, hanno bruciato la vecchia, hanno fatto i fuochi artificiali, qui a Padova proprio non si poteva fare nulla? No, c'è il semaforo rosso, pochissimo comuni l'hanno fatto, è stato un abuso. Con il semaforo rosso non si può bruciare, è inquinamento. Eravamo in periodo semaforo rosso, però la nostra iniziativa ha avuto successo, ha funzionato molto bene. Chiaramente è meno folcloristica di bruciare un falò, però non si poteva fare. Perfetto, no, perché ho visto che in periferia delle altre città l'hanno fatto. La responsabilità è a disposizione regionale, non si può, non si poteva fare. Ma lei, essendo Presidente della provincia, poteva... No, sono comuni, non c'entra la provincia, sono comuni singoli, non dipende dalla provincia. Vedi che si arrabbia. C'è una telefonata. Ho risposto. Sto scherzando, c'è una telefonata, sentiamo la prima. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, parla con Schiavon Gaetano. Da dove, di signor? Rio Ponte San Nicolò. Ponte San Nicolò, prego signor Gaetano. Niente, volevo salutare intanto il sindaco, complimenti al sindaco di Padova di tutto quello che fa. Ecco. E praticamente volevo dirgli una cosa che ormai è anni che vado avanti a reclamare, sono sempre io, della via Pietro Candiano, il sottopasso di via Pietro Candiano che porta a Volta Barosso, da Rio porta a Volta Barosso. Ecco, quel sottopasso là sono andato, vedo, anni all'indietro con la macchina e per fortuna ho trovato qualcuno che mi ha tirato fuori, sennò annegavo sotto là. Ecco, più il discorso da dire che ci sono i fili del semaforo che sono messi a penzoloni, ecco, e quelli là non hanno mai fatto niente, chiamato anche i vigili qua là, faccia un fax, faccia un'email, tutto. Io l'ho fatta ma è stata inutile, quella non è colpa sua, sindaco, solo che certi signori non si permettono di dare questi reclami. Ecco, io la ammiro tutto quello che fa, però provate a venire a esaminare via Pietro Candiano il sottopasso che c'è. Ecco, la luce intanto c'è una luce ma che l'ha detto Gaetano, non fa chiaro per niente. Signor Gaetano, mi scusi, lei è stato chiaro. Vedo il sindaco e la sua assistente che stanno prendendo nota e vedrà che manderanno qualcuno a verificare, non si preoccupi. Sicuramente sì. Ecco, non conosco, però manderò a verificare sicuramente qualcuno. Grazie della segnalazione. Grazie signor Gaetano della telefonata. Sentiamo l'altra telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? No, aspetta. Non c'è, mi dicono l'Elisabetta sparisce delle volte, Elisabetta non mi... Vabbè, allora attendiamo un'altra telefonata perché ovviamente dovrebbe arrivare. Vabbè, allora sul falò mi ha spiegato che era il semaforo rosso, quindi non si poteva fare, però invece bene che torni il carnevale, insomma, almeno un po' di colore nella città, insomma. Come non abbiamo fatto i fuochi a fine anno? Perché ricordiamo che il domenica 12 febbraio ci sono i carri mascherati, tanto per chi non lo sapesse, dunque la domenica sicuramente ritorniamo un po' alla normalità, però obiettivamente il Covid siamo abbastanza tranquilli, ognuno deve stare attento obiettivamente, però siamo abbastanza tranquilli. Senta, sta iniziando l'anno, per quanto riguarda, ho fatto un salto che mi sono dimenticato prima di chiederle, l'ospedale ovviamente continua le progettazioni, sì. L'ospedale è quello nuovo ovviamente. Il dottor Dalmè sta lavorando con l'ospedale sia a Padova Est che via Giustiniani, ma l'hanno riportato anche i quotidiani. Tutto prosegue? Tutto prosegue. Ovviamente, ripeto, sono 6-7 anni, questo è chiaro. Ci vuole tempo. Beh, sono già diminuiti, una volta erano 10 alla partenza. No, sono 7 anni, stanno lavorando, stanno mettendo in gara i progetti, stanno facendo tutto quanto. Certo, telefonate, sentiamo. Molto velocemente. È arrivata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Ecco qui, pronto, buonasera. Con chi parliamo? Pronto? Mi sente? La sento, con chi parliamo? Sono Ernesto di Padova. Che zona di Padova, Ernesto? Sì.
Sono Ernesto di Padova. Che zona di Padova? E volevo parlare con il signor Sindaco. Adesso aspetti, per quanto riguarda Ernesto. Dell'Ertella. Ernesto, che zona di Padova? Allora dell'Ertella, che c'è Arcella. Prego. Appunto che c'è uno spazio vicino alla chiesa di Santa Trinità, c'è uno spazio da 10 anni che è bloccato e da 5.000 metri quadri, che si può fare un garage grande, che c'è 1.000 automobili che vengono dall'Alta Padovana e praticamente lì si può fare un garage e in più c'è la fermata del tram. Perfetto, abbiamo capito. 1.000 macchine vengono su questo garage e prendono il tram e il nostro libera la piazza. È stato chiaro? Prenda questa posizione per fare questo garage. Perfetto, grazie alla telefonata, dice praticamente il sindaco che vicino alla chiesa di Trinità c'è un terreno di 5.000 metri quadri, si può fare un parcheggio grande che può anche ospitare 1.000 macchine, sarà da verificare ovviamente, però vicino alla chiesa di Trinità e quindi si può sicuramente... Non so se è terreno pubblico o privato. Sì, appunto bisogna verificare anche... Verifichiamo grazie della segnalazione. Anche sotto questo punto di vista qui bisogna verificare. Senta, al di là di tutto, Sindaco, che anno sarà secondo lei? Avevamo detto, ci eravamo lasciati l'anno scorso, che sarà un inizio dell'anno difficile per via degli aumenti del gas, della luce e tant'altro. Ecco, le previsioni, visto che adesso è iniziato l'anno nuovo, ecco, quali sono? Penso che non sarà un anno facile, perché tra inflazione, siamo 11%, energia elettrica quasi raddoppiata, gas sta scendendo, problemi di sfratti, problemi sociali, famiglie con basso reddito. Sarà un anno difficile, indubbiamente. Infatti nel bilancio di previsione che sarà approvato abbiamo tagliato dei costi, ma non sociali, anzi è intenzione nostra possiamo dire impegnativo, insomma. Sarà un anno impegnativo, però alla fine ce la faremo come sempre. Telefonata, sentiamola, pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Anna. Buonasera. Anna da dove? Anna, zona Arcella. Prego signora Anna. Niente, noi qui abbiamo il problema grosso degli spacciatori della droga tutte le ore, spacciatori in bicicletta. Potrei fare 1000 filmati, 1000 foto, però vedo poca presenza da parte delle forze dell'ordine. Mi sembra un po' abbandonato il quartiere, ecco, la sensazione è questa. Che quartiere è dell'Arcella, perché è grande l'Arcella? Prima Arcella, quartiere Sant'Antonino. Sant'Antonino, perfetto, è stata molto chiara. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Sì, è un problema, non è abbandonato, però stiamo mettendoci il massimo impegno sia come Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale. Stiamo impegnandoci moltissimo, non è facile da risolvere il problema, obiettivamente. Noi cerchiamo di far sì, anche devo dire con i cani, con i nostri cani, veramente portiamo via tanto prodotto a chi spaccia. Purtroppo è un fenomeno che non dico sta aumentando perché è sotto controllo, però in cui la città non deve sentirsi abbandonata. Per evitare questo dobbiamo solo fare una cosa, occupare gli spazi. Occupare gli spazi, sono tante cose che facciamo. Però mi scusi Sindaco, purtroppo sono i consumatori. Giustamente lei dice occupare gli spazi, però lei occupa lo spazio come è stato fatto con i giardini a Padova, poi si spostano, se occupano spazio si spostano, non è che qui deve intervenire una volta per tutte lo Stato e fare delle regole, delle leggi un po' più severe nei confronti di chi spaccia e di chi fa uso di sostanze, cioè perché se sposta il soggetto invece che chiamare la signora che ha chiamato, chiama la signora più in là, cioè alla fine qualcuno chiama comunque. Ecco, ma è lo Stato che qui dovrebbe, è una domanda che le faccio, intervenire per dare una volta per tutte un segnale di diminuzione di questa purtroppo droga che è in tutta Italia, in tutto il mondo, non solo qui. Insomma. Purtroppo sono i consumatori di base e che bisogna cercare di fare educazione sui ragazzi a scuola attraverso l'unità sanitaria locale, attraverso
attraverso i nostri istituti, però è un problema di difficile soluzione in cui ci stiamo impegnando veramente in maniera seria. Non è facile risolvere, però i cittadini non devono pensare di essere abbandonati, assolutamente. Stiamo facendo il massimo di quello che è fattibile. Poi uno spazza, lo peschiamo, non subisce nemmeno la sanzione di andare in prigione, per cui è un po' da rivedere forse l'aspetto normativo, ma anche sotto l'aspetto dei ragazzi, fare cultura in questo senso. Certo, l'ultima domanda non posso non fargliela, è stato in settimana, credo sia stato il primo sindaco che va all'allenamento del Padova, questo le fa onore da ex presidente del Padova. Cosa vi siete detti col presidente del Padova? Cosa, se ha avuto l'occasione di capire cosa vuole fare Oghurlian, così se mi racconta un po' quella visita alla guizza con il calcio Padova. Era stato un paio di settimane difficili in cui magari non sono stati risultati, qualche battibecco, per cui mi sono sentito dove erano 28 anni che non andavo a vedere un allenamento. Mi è piaciuto andare là per portare solidarietà e vicinanza mia personale, ma anche dell'amministrazione comunale, perché chi investe, so che quest'anno non hanno risultati molto positivi, però io confido molto nella società che è seria. La proprietà Oghurlian, Alessandra Bianchi, si sta andando da fare, il nuovo allenatore Torrente, veramente a me ha fatto piacere andare per portare vicinanza. Poi Tarpense ha vinto 3-0. Se fossi sicuro che porto così bene andrei ogni volta tutte le settimane. Ovviamente è stato schermato. Ma vede positività per un futuro con questa proprietà? È una proprietà che ha investito moltissimo, non ha avuto i risultati che sperava, ma tutti noi speravamo. Non è facile, è un momento complicato, difficile, per quello sono andato là. E l'ho fatto istintivamente, volevo andare là a parlare con il tecnico, con Torrente, farmi vedere i ragazzi, ma proprio per fare sentire che la città è con loro. È un momento difficile in cui bisogna stare vicino alla squadra e la società. È facile fare i tifosi quando va tutto bene, quando è difficile è meglio stare vicini, attenti, uniti. Io ho fiducia. Perfetto, speriamo sia così. Grazie signor Sindaco, grazie. Io invece saluto i nostri telespettatori ricordando che l'appuntamento è martedì prossimo con il Sindaco risponde alle 19:30. Vi lascio l'informazione di TV7 con iReporter, seguitela. Buona serata. Buona serata a voi.